difficile e delicato nel reparto più complesso nell'emergenza coronavirus. Ci collegheremo in diretta con il primario della terapia intensiva del Cafoncello per fare il punto della situazione. Si avvicina la settimana del picco, questo weekend sarà determinante per capire l'evoluzione del contagio. Le parole del governatore Zaia, che ha anche chiesto ai veneti di non comprare cose inutili online a tutela dei corrieri. Lotta al coronavirus per oltre 80.000 tamponi eseguiti, 24.000 dei quali è il personale sanitario. La scuola non riaprirà dopo il 3 di aprile, ma non c'è una data, sempre più forte l'ipotesi di un non rientro in aula per quest'anno scolastico. Trasporto pubblico, tante le richieste di rimborsi, a parte l'abbonamento degli studenti, dovrà decidere la Regione. Il vescovo di Treviso al cimitero maggiore di San Lazzaro per una preghiera dedicata in particolare dei defunti che in questo tempo non hanno avuto il conforto del funerale. È morto Gianni Secco, storico componente del duo I Belumat, l'omaggio, uno straordinario divulgatore che con i suoi spettacoli, l'indimenticabile programma su Antena 3 portò nelle case di tutti la cultura contadina veneta. Eccoci, buonasera, ben ritrovati a tutti voi, ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri notiziari. Come promesso abbiamo con noi in diretta via Skype il direttore della terapia intensiva del Cafoncello di Treviso, il dottor Antonio Farnia. Lo vedete alle mie spalle, lo ringrazio per essere con noi in questa diretta, anche perché davvero il tempo che ci sta dedicando è sicuramente prezioso. Vediamo se riusciamo subito a collegarci con lui. Dottore, ci sente? Certo, vi sento bene, grazie mille, buonasera a voi, buonasera a tutti. Allora, il suo ufficio è a 2 metri, mi diceva, dal reparto Covid, il reparto in questo momento in cui c'è la situazione più difficile. Allora, dottore, direttamente a lei la parola, in quale situazione state lavorando, quanti operatori siete, quali sono i vostri orari? Ci racconti un po' che cosa succede in corsia? Guardi, iniziamo con un messaggio positivo. Oggi per la prima volta, dopo un mese di inizio di questa avventura terribile per tutti, abbiamo avuto un giorno senza un ricovero in terapia intensiva. Speriamo che sia un messaggio di speranza. Allora, noi abbiamo dovuto sconvolgere completamente la nostra organizzazione perché è vero che una delle mie terapie intensive è qui vicina a 2 metri, ma non è l'unica. Abbiamo dovuto aprirne 3 contemporaneamente, abbiamo aumentato i posti letto su una, abbiamo poi aperto 6 posti in questa qui vicino e ne abbiamo altri 7 posti nella piastra operatoria, quindi un lavoro enorme. Abbiamo dovuto attingere a una grande quantità di personale dalle sale operatorie e poi forse se ci sarà bisogno anche dai reparti chirurgici. Ecco, questo è anche un po' merito della capacità di prevenire che ha avuto il sistema sanitario qui nel Trevigiano, no? Cioè siete partiti prima. È stato un grandissimo lavoro, diciamo che in questo abbiamo visto quello che è capitato in Lombardia e ci ha permesso una decina di giorni di vantaggio. Abbiamo compreso che la situazione poteva diventare impegnativa e così è stato e ci siamo attrezzati. Tutte le terapie intensive del Veneto, ma anche le subintensive, sono riuscite in qualche maniera a far fronte alle necessità. Ecco, voi avete, ci ha fatto capire insomma, che c'è un grande grazie da dire anche all'Ollus Consorzio per mio figlio. Senza il loro contributo sarebbe stato impossibile operare a questi livelli. Ci tengo assolutamente a dire questo perché a volte arrivano dei messaggi che vengono a mancare dispositivi di protezione o strumentazione per lavorare. In realtà ci sono organizzazioni formidabili che stanno tentando in tutte le maniere di avere quello che serve, e parlo di protezione civile, azienda zero, cioè Regione Veneto, e tutti quanti faticano perché in realtà il materiale è difficilmente reperibile e quindi tutti ci danno quello che possono. Finora non abbiamo mai fatto mancare nulla a nessuno, ma soprattutto io devo fare un grandissimo ringraziamento
al Consorzio per mio figlio, che è le donazioni dei cittadini trevigiani, e questo ci ha aiutato tantissimo perché ci sono arrivati, e non so in quale maniera, con quale miracolo, degli strumenti preziosi che abbiamo già cominciato a utilizzare e che sono stati fondamentali, importantissimi. Quindi grazie veramente alla popolazione trevigiana, alla loro generosità. Dottor Il Pico potrebbe arrivare per questo fine settimana, siete pronti? Siamo pronti, direi, guardi, se lei me lo chiedeva una settimana fa sarei stato molto preoccupato, però l'azienda ha aperto altre 2 nuove terapie intensive, una a Vittorio Veneto, 6 posti letto, sono aperti da oggi altri 8 posti letto ad Oderzo. Io, come le ho detto, non ho avuto nessun nuovo ricovero oggi, per cui mi sento di andare a casa un po' più tranquillo, sì. Non ci sono nuovi ricoveri, ma ci sono anche dei dimessi, no? E questa forse è anche una bella notizia. Ci dai i numeri dei guariti e soprattutto dopo quanto tempo di terapia intensiva si può guarire? Ecco, guardi, noi abbiamo avuto circa 50 ricoveri dall'inizio e abbiamo dimesso 17 pazienti, è veramente una quantità importante che testimonia il grandissimo lavoro di tutti i collaboratori, di tutte le persone, ma questo non solo delle terapie intensive ma anche delle subintensive, che ovviamente devono accogliere i nostri pazienti, delle malattie infettive, della medicina d'urgenza e di tutti i reparti della medicina interna, di tutti i reparti che poi si prendono carico fino alla guarigione di questi pazienti, e siamo molto contenti di questi risultati. Si è parlato tanto di età media, no, in questa emergenza, e forse la notizia dell'età media sta continuando a far uscire ancora parecchi giovani da casa, quando invece l'input è quello di restare a casa. Che età media c'è lì da voi come ricoveri? Guardi, l'età media va dai 50 ai 75 anni circa, però abbiamo ad esempio una giovane di 37 anni, quindi il messaggio è assolutamente: neanche i giovani sono scevri da questo pericolo, e quindi assolutamente devono stare attenti e devono rispettare quelle che sono oramai le indicazioni che ne danno tutti quanti, di non muoversi, di stare attenti, di evitare i contagi, perché più persone arrivano, più poi rischiano di entrare nelle subintensive, nelle terapie intensive, ovviamente con tutti i rischi che questo comporta. Senta, le rubo ancora un minuto perché davvero questo tempo che sta dedicando a noi e a tutti i telespettatori è prezioso, ma c'è un momento in cui un momento che ricorda particolarmente, un momento particolarmente difficile, cioè anche un po' per lanciare un messaggio alle persone che stanno facendo fatica a sopportare questa quarantena, da lì dentro, da chi è in corsia tutti i giorni, ad ogni ora. Guardi, i momenti difficili ci sono in tutti i momenti della giornata. Devo dirle che io sono rimasto molto sconfortato questa mattina quando ho saputo che uno dei miei medici, che fino a ieri sera ha lavorato, un infermiere e altri 2 infermieri di un'altra terapia intensiva, erano a casa ammalati, e questo ci dà grandissimo dispiacere, perché credo, a lavorare qua dentro noi rispettiamo, ovviamente abbiamo un grande senso civico e facciamo quello che dobbiamo tutti quanti, però sapere che questo può comportare anche un rischio per noi lavoratori è veramente molto doloroso. Grazie ad Antonio Farnia, la restituiamo il suo lavoro, grazie davvero per il tempo che ci ha dedicato per questo collegamento importante. Il nostro grazie da parte della redazione, ovviamente di tutti i trevigiani. Buon lavoro a lei e alla sua squadra. Grazie, buon lavoro. Grazie mille, buonasera. E noi dobbiamo continuare purtroppo con i numeri, perché è la tabella aggiornata, quella che vi posso dare, è arrivata in redazione da circa una ventina di minuti, ed è quella che dà i nuovi numeri dell'emergenza rispetto a quelli che vi abbiamo dato questa mattina. Ci sono 153 nuovi casi di coronavirus in Veneto rispetto a questa mattina, dunque il totale dei casi in Veneto è di 7.650, 18.895 invece sono i soggetti in isolamento domiciliare. C'è anche il nuovo numero che aggiorna i decessi, sono 29 in tutto nel Veneto, 4 decessi si sono verificati presso l'azienda
ospedaliera dell'Università di Padova, 1 presso l'azienda ospedaliera universitaria integrata di Borgo Trento, 2 decessi. All'ospedale di Treviso 1, all'ospedale di Mestre 2, all'ospedale di Jesolo 1 decesso, all'ospedale di Dolo 2 ancora, all'ospedale di Schiavonia 3 decessi invece presso l'ospedale di Sant'Orso, 2 ancora le vittime, all'ospedale di Legnago, 1 all'ospedale di San Bonifacio, un'altra all'ospedale di Villafranca, e a questi numeri che vi sto dando bisogna aggiungere altri 2 anziani che sono venuti a mancare nel Bellunese, quindi dei decessi registrati presso l'azienda ospedaliera delle Dolomiti. Andiamo avanti adesso perché le parole ora sono quelle del governatore Luca Zaia, che oggi, come ormai quotidianamente, ha fatto il punto della situazione. Questa sarà una settimana cruciale, come vi stavo dicendo, il picco potrebbe arrivare nel weekend e la preghiera ora del governatore è anche quella di non fare acquisti inutili online. La prossima settimana sarà una settimana impegnativa. Siamo fortemente preoccupati per quello che sta accadendo a Verona. Abbiamo le terapie intensive che sono assolutamente sotto tensione. Stiamo allestendo ancora postazioni. Questa l'istantanea scattata alla sanità veneta, che così si sta preparando a quella che secondo i modelli potrebbe essere la settimana del picco. Cruciale per l'andamento della curva del contagio sarà anche il nuovo weekend di restrizioni. Stiamo affrontando un fine settimana, spero che sia un fine settimana determinante per una svolta. Un altro weekend di restrizioni secondo me ci paga sul modello che stiamo seguendo e quindi è cruciale che io guardate, ve lo dico sinceramente, spero piova. Non si dovrebbe dire così, ma se piove e fa freddo siamo almeno un po' più motivati a non star fuori. Restrizioni che permangono con delle deroghe indicate tassativamente da una circolare esplicativa del Dipartimento regionale di prevenzione adottata in queste ore. Che va a, diciamo così, indicare bene le uscite o gli spostamenti delle persone con grave disabilità intellettiva, disturbi dello spettro autistico e patologie psichiatriche ad elevata necessità di supporto. Quindi questa categoria, non solo lo spettro dell'autismo, ma anche la disabilità grave, quindi patologie legate appunto a crisi comportamentali. Rispettare i decreti quindi resta l'imperativo, così come l'invito a essere responsabili nei confronti di chi lavora nei servizi essenziali. I corrieri mi pregano di fare un appello, lo faccio volentieri. Mi dicono: noi siamo sempre al fronte, siamo per le case, per le aziende a consegnare pacchi. E i corrieri sapete cosa mi scrivono? Magari in questo momento evitate di comprare cazzate, la custodia del telefonino, le monate varie. Connessa alla questione degli spostamenti c'è il nodo privacy, su questo Zaia è netto. Qualcuno dice: ma tu sbagli a dire che ci vorrebbe una sospensione della privacy. No, io ve lo confermo, ma non intesa come ascoltare le telefonate di qualcuno o farci i cazzi degli altri, ma semplicemente per i tracciati e per vedere gli spostamenti nel momento in cui una persona è positiva, deve restare a casa. Il mio appello al governo è che si adottino le intelligenze artificiali. Abbiamo droni che sono in grado di vedere e leggere la temperatura corporea della gente che gira per strada. Sarà fantascienza, è semplicemente un termometro usato in maniera diversa. È un termoscanner, no? Ennesimo appello che arriva nell'ennesima giornata in trincea, la prima da neo 52enne per Zaia, con gli auguri di compleanno dei giornalisti. Non è il modo migliore per festeggiare il compleanno, però insomma, sapete che avanzate tutti un bicchiere di prosecco e noi ne abbiamo tanto di prosecco, per cui non abbiamo problemi. Via libera alla sperimentazione del nuovo farmaco contro la malaria e poi manca il materiale per l'esecuzione dei tamponi. Stiamo facendo tutto in casa, ancora il governatore Zaia. Che AIFA ha dato l'ok, quindi in questo momento è riunito il nostro comitato tecnico-scientifico per la cura domiciliare, l'infusione domiciliare della idroclorichidina, insomma l'antimalarico, che se riusciamo a somministrarlo in casa
nelle prime fasi potrebbe aiutarci ancora di più nella cura dei pazienti. Dopo il giapponese Avigan, ecco la nuova sperimentazione approvata dall'Agenzia del Farmaco e pronta a partire in Veneto. Si tratta di un antimalarico già usato in altri paesi. Altro capitolo ovviamente connesso, quello della prevenzione, in poche parole, i tamponi. 84.000 quelli effettuati fin qui, record mondiale secondo la regione, con una media di positivi pari al 9,6%. Degli 84.000, 27.436 sono stati effettuati sul personale sanitario. Vi dico che la situazione è sempre più in salita perché mancano i reagenti, mancano i kit, manca tutto, dobbiamo farci in casa tutto. Adesso abbiamo comprato, finalmente è arrivata una macchina dall'Olanda che dovrebbe fare 7.000 tamponi al giorno, speriamo di poterne concludere un altro affare e portarne a casa un'altra che installeremo a Verona, all'azienda ospedaliera di Verona, perché il nostro target è fare 20.000 tamponi al giorno e continuiamo a perseguire questo target. Quanto ai tamponi sul personale sociosanitario sembrano esserci più certezze. Abbiamo nel giro, io spero di qualche giorno, perché mi hanno detto 10 giorni da sabato scorso, quindi vuol dire mercoledì prossimo, l'arrivo di 100.000 test rapidi. E parlando di personale, sono 564 i nuovi assunti, 123 medici, 239 infermieri e 156 operatori sociosanitari, dati comunque provvisori e destinati a crescere. Nuova linfa anche per le case di riposo, epicentri dell'emergenza. Purtroppo questo virus verrà ricordato come il virus delle case di riposo, perché così è accaduto in Lombardia, così sta accadendo in Veneto, così accade in Friuli Venezia Giulia, in Emilia Romagna, insomma in Piemonte. È il virus che colpisce fra l'altro le persone più deboli. E nella giornata dei numeri ufficiali arriva anche un'apertura non scontata, visto che la gestione ha pesanti ricadute per le casse regionali. Stiamo valutando la sostenibilità rispetto al bilancio che esentasse anche di prorogare il bollo auto. Adesso parliamo di scuola, sono più che reali le voci che darebbero la scuola chiusa definitivamente, dunque l'anno scolastico potrebbe essere finito per i ragazzi, almeno fisicamente, le lezioni ovviamente continuano online. Intanto il ministro Azzolina oggi ha detto: a breve vi darò delle novità per quanto riguarda la maturità. Le scuole assembrano 9 milioni di persone in luoghi ristretti, quindi quando saremo alla chiusura del tunnel, all'uscita del tunnel, scusi, le scuole saranno fra le ultime situazioni a tornare alla normalità. Dunque, già in una nota precedente del capo dipartimento si prefigurava fra le righe che potrebbe finire qui o al massimo esserci un rientro di 1 o 2 settimane, e il ministro in qualche modo lo ha detto più esplicitamente. È stato detto tra le righe agli addetti ai lavori, ma che gli studenti possano non tornare più in classe potrebbe diventare una realtà, salvo una brusca frenata dei contagi da Covid-19 che farebbe presumere un ritorno dopo Pasqua. Lo stesso presidente Zaia oggi ha suggerito che si tratta di uno scenario più che probabile. Qualcuno mi chiede: ma quando apriranno le scuole? Beh, forse non apriranno più le scuole, nel senso che si finirà l'anno scolastico. La vedo dura con questi numeri mettere a repentaglio la salute dei ragazzi e soprattutto creare un popolo di contagiatori. Gianni Maddalona, capo dell'Associazione Nazionale dei Presidi di Treviso e Belluno, aggiunge che un rientro a poche settimane dalla chiusura tra l'altro non avrebbe alcun senso, anzi potrebbe essere controproducente. Tornare in aula per 1 o 2 settimane con l'ansia di oddio come recupero 8 settimane perse, forse è perfino peggio che fare seriamente un'attività a distanza e una valutazione ponderata e commisurata alle condizioni a distanza. Valutazione a distanza e scrutini virtuali, la scuola deve prepararsi a questo. Intanto l'assessore regionale Elena Donazzana si dice pronta a riprogrammare gli ultimi bandi del programma Veneto in Azione per incrementare le abilità dei docenti nell'utilizzo delle metodologie di formazione a distanza, utilizzando piattaforme come Suite di Google
o altre di semplice utilizzo. Poi la palla passerà ai genitori, che dovranno essere dotati dell'adeguata tecnologia e che in molti casi dovranno avere a che fare con la didattica di più figli e dunque più programmi. Per i maturandi il ministro Azzolina promette nuove informazioni tra pochi giorni. Per tutti gli altri sarà necessario prevedere un momento di recupero a settembre. I ragazzi non di anno terminale evidentemente avranno un dispiegamento di recupero, immagino senz'altro i primi 15 giorni di settembre, quindi con un rientro a scuola anticipato. Ora le ricadute economiche sul territorio, numeri che solo fino a qualche mese fa erano inimmaginabili come quelli per il trasporto pubblico. Anche MOM sarebbe costretta alla cassa integrazione per i suoi autisti. Ci sono stati dei momenti, dei giorni in cui abbiamo incassato 150 euro, la media è sui 2.000 euro al giorno, quindi voi capite le difficoltà per un'azienda che ha 620 persone. La voce rotta dalla preoccupazione del presidente Colladon scandisce i numeri della ricaduta economica sulla MOM del contagio da coronavirus. Entrate di fatto azzerate per un'azienda che comunque questo mese deve tirare fuori 2 milioni di euro di stipendi. Abbiamo una riduzione del 55% del servizio, quindi in questo momento abbiamo oltre 240 autisti in sovrannumero e quindi abbiamo attivato il fondo bilaterale, che sarebbe il fondo, la cassa integrazione per gli autoferrotranvieri. Gli incassi sono ridotti dell'80% e quindi la situazione in questo momento è difficile per tutti. Soprattutto perché non si vede la fine di questo fermo, che comunque ha costi ulteriori per la sanificazione. Basti pensare che tra mascherine, guanti e igienizzanti in un mese MOM ha speso oltre 100.000 euro. Azienda che comunque ha già predisposto un piano economico sostenibile, pur confermando gli ultimi acquisti di nuovi autobus e il cantiere per la nuova sede di Via Castellana. All'orizzonte potrebbe affacciarsi l'ipotesi di ulteriore riduzione delle corse e la cancellazione di intere tratte. Dobbiamo aspettare l'ente di governo e la Regione Veneto, che ha la possibilità, che ha anche la potestà di dire se ridurre ulteriormente o se mantenere le linee in questo modo qua. Altro tema che molti cittadini chiedono di affrontare è la sospensione degli abbonamenti annuali per gli studenti. Essendo un momento straordinario, particolare, queste decisioni qua sono di competenza dell'ente di governo ma anche della Regione Veneto. È un problema generale ovviamente di tutta la Regione ma di tutta Italia e ovviamente è un problema che sta valutando la Regione Veneto come affrontarlo e come risolverlo. Quindi cosa dobbiamo dire ai cittadini? Che devono attendere comunicazioni? Dobbiamo attendere, la Regione ci ha chiesto alcuni dati, noi abbiamo inviato ieri una serie di dati sui mancati introiti, sulle situazioni di difficoltà e la Regione si è riservata di dare una risposta. Ora torniamo sul tema dei prodotti sugli scaffali dei supermercati, perché dopo l'intervista di ieri il prefetto di Treviso vuole fare una precisazione ai cittadini. Ad una più attenta lettura del decreto emanato dal Consiglio dei Ministri il 22 di marzo si sottolinea che la pubblica vendita dai piccoli negozi e gli ipermercati è limitata ad alimentari e generi di prima necessità. Quindi gli scaffali con cancelleria, abbigliamento, giocattoli, prodotti per l'auto, solo per fare degli esempi, non devono essere raggiungibili dai cittadini e questi prodotti non sono al momento più in vendita. Infine il prefetto Maria Rosa Allaganà per ogni ulteriore dubbio consiglia ai cittadini ed esercenti di consultare il sito della Protezione Civile alla voce pubblici esercizi e attività commerciali. Ed ora una notizia che farà la felicità degli appassionati del giardino, soprattutto dell'orto in casa. Da domani si potrà tornare ad acquistare piantine da orto. La mia azienda è strutturata per la vendita al dettaglio, essendo chiuso per le ordinanze per il coronavirus. A noi proprio non riusciamo più a vendere il nostro prodotto. La risposta a questo grido di dolore è arrivata nella notte dal Ministero per l'Agricoltura. Semi, piante, piantine da frutto, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti potranno essere prodotti trasportati e commercializzati. I negozi per la vendita resteranno aperti dovunque, non solo nella grande distribuzione. Così la ministra Teresa Bellanova fa chiarezza per le attività florovivaistiche consentite ai sensi del decreto del Consiglio dei Ministri del 22 marzo scorso. Per prodotti agricoli si intendono le attività florovivaistiche che rientrano nel raggio delle coltivazioni agricole, precisa la ministra. Un segmento rilevante in tutta Italia, come testimoniano i numeri: 100.000 addetti in 27.000 aziende per oltre 2,5 miliardi di fatturato, oltre l'indotto,
tra cui la parte relativa alla commercializzazione, che quindi torna ad aprire da domani i propri cancelli. La cercavamo da tempo, nel senso che la possibilità per le aziende agricole di vendere le piantine in questo momento è essenziale. È una cosa che abbiamo cercato con molta forza, perché così danno uno sfogo a questi florovivaisti, che è uno dei settori più colpiti da questa emergenza. Un risultato positivo per le aziende, ma soprattutto per i cittadini, che finalmente potranno tornare ad acquistare piantine per orto e giardino. La stagione primaverile, tutta la gente che si fa l'orto a casa, piantini, pomodori, altre cose, voglio dire, fermare questa roba che dà la possibilità anche di avere dei mezzi propri, delle produzioni proprie in questo momento, mi sembra una cosa che è senz'altro positiva. Cerchiamo di fare in modo chiaramente che tutte le aziende rispettano tutti i requisiti di sicurezza, perché lo devono fare, però allo stesso tempo dare modo a queste persone di poter acquistare le piantine che danno modo di avere dei prodotti certamente sani e fatti in casa. Sindaco e medico, andiamo a Santa Lucia di Piave per raccontarvi la doppia trincea del primo cittadino Riccardo Szumski. Essendo il medico e il sindaco sono subissato di telefonate, perché non solo telefonate, messaggi, WhatsApp, mail, cerco di rispondere perché il tempo non è tanto, spesso ho 3 telefoni quando sono in studio che suonano, quando sono per strada 2. Cerco comunque di non dimenticare nessuno perché sono i miei concittadini da sindaco, sono i miei pazienti, ma sono i miei compaesani. Le ansie dei pazienti, le preoccupazioni dei concittadini sono settimane di duro lavoro per Riccardo Szumski, uno dei sindaci più battaglieri della Marca, battaglia portata avanti sia dal municipio che dal suo studio medico, dove il monitoraggio sui pazienti cittadini è continuo. Probabilmente in questo periodo le febbri sono tutte da coronavirus o i piccoli, però invito la gente a non pensare che a qualche piccolo malessere sia subito la fine del mondo. Si valuta, si controlla, ne veniamo fuori. L'atteggiamento è fiducioso anche perché alcune terapie farmacologiche sembrano funzionare. Con una ricetta che insomma è mia, per modo di dire, è stata provata in Francia e anche in Cina utilizzando un vecchio farmaco antimalarico, un antibiotico e un cortisonico. E oggi poi posso dire che il mio primo paziente che ha finito il ciclo di 6 giorni e sta un benon de Dio, quindi penso che possa funzionare. Poi bisognerebbe testarlo su più numeri, però insomma nel momento in cui non abbiamo niente credo di utilizzare le esperienze altrui e anche il ragionamento che ci ho fatto sopra, perché non è che si copia e basta, insomma, si utilizza la testa nel trattare i pazienti con i vari farmaci. Resta il fronte economico-sociale, anch'esso malato grave. Qui Szumski sembra meno fiducioso, soprattutto guardando a Roma. La situazione è ugualmente pesantissima. Chi viveva con la cassa giornaliera, cioè aveva bisogno di quello per far girare, in questo momento deve attingere ad eventuali risparmi ed è esposto perché bisogna pur continuare a mangiare, a vivere, a pagare le bollette e qui siamo di fronte allo zero assoluto. Al posto di andrà tutto bene, però il sindaco medico preferisce un altro motto: più a chilometro zero. Non è una cosa semplice, ma ce la faremo perché duri ai banchi, come dicevano i veneziani. Andiamo avanti. Per rendere omaggio a tutte le vittime del coronavirus, martedì prossimo tutti i sindaci d'Italia si fermeranno per 1 minuto. La decisione di ANCI Nazionale, si tratta del 31 di marzo, alle 12 i primi cittadini della penisola con indosso la fascia tricolore saranno davanti ai propri municipi in silenzio e con le bandiere esposte a mezz'asta in segno di lutto e in segno di solidarietà con tutte le comunità che stanno pagando il prezzo più alto. E oggi il vescovo Monsignor Michele Tomasi si è recato al cimitero maggiore di San Lazzaro a Treviso per una preghiera dedicata in particolare ai defunti che in questo tempo non hanno nemmeno avuto il conforto del funerale. Le immagini. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Immagini del venerdì di misericordia, senza persone, attorno alle tombe dei propri cari, in un cimitero vuoto, chiuso e silenzioso, dove le preghiere del vescovo Tomasi risuonavano ancor più forti verso il cielo. L'eterno riposo dona loro, Signore. Splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Poi il passaggio tra le tombe, nel pensiero di quanti sono spirati nella solitudine dell'isolamento delle terapie intensive, per un morbo che non ha lasciato scampo. Un cammino nel silenzio, avvolto da un vento gelido, costellato da qualche goccia di pioggia ghiacciata, sembrava quasi acuire la sofferenza d'animo per quelle vite spezzate. Ed è per loro, ma anche per quanti dall'inizio dell'epidemia vengono tumulati senza il conforto del funerale, che Monsignor Tomasi ha elevato al termine del suo percorso la sua preghiera. Noi ci presentiamo davanti a te con la mestizia e il dolore per il distacco dai nostri cari defunti, ma con la fede e la speranza che il tuo spirito ha acceso nei nostri cuori.
La morte non ha distrutto la comunione di carità che unisce la Chiesa pellegrina sulla terra alle sorelle e ai fratelli che hanno lasciato questo mondo. Accogli, o Signore, le preghiere e le opere che umilmente ti offriamo, perché le loro anime contemplino la gloria del tuo volto. Fa che quando giungerà la nostra ora possiamo allietarci della tua dolce presenza nell'assemblea degli angeli e dei santi e rendere grazie a te, termine ultimo di ogni umana attesa, per Cristo nostro Signore. Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen. In comunione con il Vescovo di Treviso, gli altri Vescovi italiani, adesso vediamo con le immagini anche Monsignor Corrado Pizziolo, Vescovo di Vittorio Veneto, questa mattina si è recato nel cimitero di Ceneda per un momento di preghiera, testimoniando come la Chiesa assicuri che le comunità cristiane, pur impossibilitate alla vicinanza fisica, non facciano mancare la loro prossimità di preghiera e di carità. Il Vescovo Pizziolo ha impartito la sua benedizione nel ricordo di quanti hanno cessato di vivere nella solitudine dettata dal contagio e nel conforto per quanti sono nel dolore del distacco, accentuato anche dall'impossibilità di celebrare i funerali. Ci fermiamo per qualche secondo, tra pochissimo, con le notizie da Belluno. Ci troviamo in questo cimitero. E siamo di nuovo insieme, andiamo a Montebelluna con la notizia di cronaca nel Montebellunese, dove il nucleo operativo e radiomobile della compagnia ha individuato e denunciato 3 uomini che sarebbero gli autori di una serie di furti in zona. Si tratta di 2 cittadini marocchini di 44 e 24 anni e di un 24enne montebellunese. 5 gli episodi contestati. La banda è entrata in azione in un istituto scolastico rubando 2 televisori, poi in una tabaccheria nella sede della società sportiva del Montebelluna Volley e in un'abitazione di un'anziana signora di Montebelluna. Non solo, avrebbero anche danneggiato uno sportello ATM della banca Sella di Montebelluna. Si è arrivati al nascondiglio tramite analisi delle immagini di numerose telecamere pubbliche e private, nonché tramite indagine tecnica. Qui è stata recuperata parte della refurtiva, in particolare il 44enne marocchino che si era ferito ad una mano durante uno dei colpi è stato trovato dai militari nascosto all'interno di un armadio di una casa abbandonata vicino al supermercato Cadoro di Montebelluna. Andiamo insieme adesso a vedere le previsioni del tempo per i prossimi giorni e ovviamente per il fine settimana. Dopo i sottozero dei giorni scorsi, anche in pianura su di noi, e il vento fortissimo, oltre 60-70 km/h, ora la situazione si va normalizzando, infatti dovrebbe aspettarci un fine settimana all'insegna del tempo stabile, prevediamo infatti su Treviso, ma su tutto il Trevigiano. Per domani inizialmente una nuvolosità regolare, un po' di velatura, ma nulla di indicativo, e poi dei rasserenamenti che ci accompagneranno per il resto della giornata di sabato e per tutta domenica. C'è da dire però che da domenica notte avremo un peggioramento anche sensibile, passa una coda di un sistema perturbato, quindi avremo per lunedì un cielo coperto e precipitazioni piuttosto diffuse, anche nevose a quote basse. Ecco, un tempo perturbato che dovrebbe andare avanti in parte per martedì, ma poi gradualmente migliorare, quindi ci aspettano poi dei diversi giorni all'insegna del cielo sereno e finalmente ecco, un tempo stabile e più prolungato. I venti sono deboli, ancora con qualche rinforzo, ma ripeto si vanno attenuando in modo sensibile. Le temperature stanno ricrescendo, fine settimana le minime 7-8 gradi, le massime 17-18 gradi, forse qualcosa di più, anche se poi la prossima settimana tendono di nuovo a ricalare. Si è spento all'età di 74 anni dopo una lunga malattia. Gianni Secco, volto storico di Antenna 3, ha condotto la domenica pomeriggio a merenda con i Belumate e poi era un grande studioso della cultura popolare. Vediamo un ricordo di Gianni Secco. Ehi là, ben arrivati a Europa in Zattera, buona domenica, sì, sono qua oggi in una puntata tremenda, sono pieni di ospiti, che belli che le sera quadrio Ciacolar,
Iniziava sempre con un sorriso e tanta voglia di vivere Gianni Secco, che dopo una lunga battaglia si è spento all'età di 74 anni. Una figura davvero straordinaria la sua per la valorizzazione della tradizione dell'immigrazione veneta in Brasile, ma anche per il salvataggio dei carnevali di montagna e delle loro maschere, della tradizione mondiale dei presepi che aveva concretizzato in una collezione unica nel suo genere. Qui lo vediamo in una delle prime puntate di Europa in Zattera, agli esordi televisivi ad Antena 3, negli storici e angusti studi di via Pisa, dove davvero con poco aveva subito conquistato il cuore dei telespettatori. E dopo con tutti i nostri amici che con noi altri gli ha fatto quella bellissima rassegna del Salado Nostran 1991. Ora avevamo l'assessore del comune di Valdoviane Giorgio Bellini e avevamo i vincitori, cioè quelli che arrivati prima davanti a qui altri in questo gioco come quelli che avevamo fatto sul salame, che ha una sua importanza. Avevamo Valerio Vanzin, avevamo Aldo Forner e Ilario Segat. Con Joseph Fornasier nel 72 aveva fondato i Bellumat e in quasi 35 anni di carriera Gianni e Giorgio hanno composto un centinaio di canti in lingua bellunese che fanno parte della tradizione musicale folcloristica della Val Belluna e di tutto il Veneto. Dopo Zattera, Gianni Secco inventa Amarenda coi Bellumat. Eccoci qua, tornati, noi giremo, femo, guardiamo, anche perché vede che siamo interessati al prodotto, capisci tu? Cioè, fa pubblicità al prodotto, ma noi mangiamo. Semplice nella comunicazione quando profondo conoscitore e studioso della nostra terra e delle nostre genti, Gianni era presidente di diverse associazioni. E l'ultimo pensiero è Gianni che lo dedica a noi. L'intervista è di 11 anni fa, ma la riflessione è più attuale che mai. Ciao Gianni, grazie per quanto ci hai dato. Trovare la giusta via di mezzo tra il benessere e la gestione intelligente della vita non è facile, perché tutto il sistema in cui è basato sul consumismo e tutto il par basato su convincere le persone a cambiare continuamente idee per poter in qualche maniera comprare beni. Se si compresse tempo a disposizione per le relazioni sarebbe una gran bella roba, ma quelli rende poco e ora nessuno gli è interessato. Così il ricordo di Gianni Secco nel servizio di Lucio Zanato. Ora le notizie che arrivano da Belluno. L'assessore regionale Emanuela Lanzarin ha chiesto ai direttori generali un report sul fabbisogno quotidiano di dispositivi per il personale degli ospedali veneti. Dalle trincee dei riparti Covid arrivano le richieste per mascherine, camici e calzari. Medici, infermieri e operatori sociosanitari negli ospedali così come nelle case di riposo, RSA e comunità per disabili anziani, medici di medicina generale per la continuità assistenziale. Tutti in trincea in questa emergenza causata dal coronavirus che continua a dilagare e che richiede la predisposizione di tutti i presidi di protezione per tutelare la salute di chi è in prima linea. Le richieste dalle corsie dei reparti ospedalieri sono quelle di poter avere quotidianamente i cambi di mascherine, calzari e camici. Oggi l'assessore regionale alla sanità Emanuela Lanzarin ha chiesto il punto della situazione a tutti i direttori generali delle ULSS del Veneto. Stamattina nella videoconferenza che abbiamo fatto e che facciamo ogni mattina con tutti i direttori generali abbiamo detto che vogliamo avere il fabbisogno giornaliero delle aziende, delle strutture sanitarie per capire effettivamente il fabbisogno giornaliero di mascherine chirurgiche, FP2 se riusciamo, ne sono arrivate molto di più rispetto all'inizio e quindi riusciamo forse a fornirle anche in maniera continuativa mentre le FP3 voi sapete quelle sono principalmente riservate alle terapie intensive e alle parti malattie infettive. Fatto il report, la Regione sarà in grado di provvedere al soddisfacimento delle necessità del personale che per l'ULSS di Belluno è stato implementato di 16 unità, 12 medici e 4 infermieri. L'ULSS 1 stamattina ha comunicato che sono in fase di consegna ai medici di famiglia e ai medici di continuità assistenziale ulteriori dispositivi di sicurezza che fanno seguito ai 2 kit per medico già messi a disposizione nelle scorse settimane. Da domani saranno sottoposti a tampone i medici di assistenza primaria e i pediatri di libera scelta. I tamponi saranno effettuati in primis ai medici che svolgono la propria attività a favore degli ospiti non autosufficienti dei centri di servizi, a cui seguiranno poi tutti gli altri medici. Intanto il Comune di Belluno ha avviato la fase 2 della distribuzione delle mascherine realizzate da Grafica Veneta e messe a disposizione dalla Regione Veneto.
Gli uomini della Protezione Civile Comunale hanno presidiato gli uffici postali aperti in città, consegnando alle persone che vi si recavano per il ritiro programmato della pensione una delle 12.000 mascherine reimbustate nei locali di Marisica questi giorni, circa 300 quelle distribuite stamattina. L'operazione verrà riproposta anche domani e nelle prossime giornate di pagamento delle pensioni. La scuola è a casa per l'emergenza coronavirus, le lezioni sono online non soltanto per gli studenti degli istituti superiori e professionali, ma anche per gli alunni delle elementari. Una giornata tipo? Vediamo come. Buongiorno bimbe! Buongiorno, allora oggi facciamo un po' di italiano e un po' di inglese per te e forse scienze, matematica. Quarta settimana di lezioni a distanza per gli alunni delle scuole Gabelli di Belluno dall'inizio dell'emergenza coronavirus. A casa Campolo la routine indispensabile per mantenere il ritmo prevede solo un ritardo di mezz'ora nella sveglia quotidiana e subito dopo la colazione e l'igiene personale le bambine sono pronte per affrontare una nuova giornata di scuola. Pronto per partire, ascolta le parole della strega, pensa e poi dice: allora se hai veramente bisogno di me dovrei dargli un gelato ogni giorno e per dormire ho bisogno di uno spazio più grande. La scuola ha messo a disposizione un sito internet dove settimanalmente vengono inseriti i materiali didattici e le spiegazioni di ogni maestra per ogni materia rispetto a cosa devono fare i bambini e qualche aiuto, anche qualche ausilio per noi genitori. Alla fine della settimana i genitori caricano sul sito tutti i lavori fatti dagli alunni e nel giro di qualche ora arrivano correzioni e indicazioni per la settimana successiva e così le giornate sono scandite da lezioni puntuali che si protraggono per almeno 4 ore. Questo ci ha aiutato molto a superare la delusione di non essere a scuola e offre delle sicurezze anche ai bambini, perché sanno che tutti i giorni la scuola è vicino a loro. Per i genitori senza dubbio un modo per apprezzare ancora di più la scuola e le insegnanti. Devo dire che mai come in questa fase riusciamo ad apprezzare la capacità, la qualità, la professionalità delle insegnanti, perché le nostre bambine vanno alle elementari, frequentano i Gabelli e per quanto noi abbiamo nozioni di italiano, matematica, lezioni di base di storia e geografia, però capiamo quanta professionalità poi mettono le insegnanti, le maestre nel trasferimento delle nozioni, delle informazioni. Dai bambini ai bambini, adesso il nostro consueto spazio collegato ai vostri messaggi. Andrà tutto bene. Con questi colori e con questo bel messaggio noi ci fermiamo, adesso le previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi, a dopo. Super fresco a Ponte della Priula, negozio fuori dal coro. Super fresco a Ponte della Priula, qualità al giusto prezzo. Bentrovati al meteo. Pressione in temporaneo aumento. Sabato 28 marzo il tempo sarà più stabile e il clima decisamente più mite. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo condizioni di bel tempo, sarà infatti ampiamente soleggiato con cielo che si presenterà al massimo poco nuvoloso. Venti più deboli e da direzioni variabili.
Temperature in aumento più in linea con la media stagionale, minime comprese tra 1 e 6 gradi, massime invece tra 15 e 19 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, stessa situazione, anche qui sole prevalente e precipitazioni assenti. Temperature in ripresa, minime tra 5 e 8 gradi, massime sui 16-18 gradi all'incirca. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui sarà soleggiato ovunque, solo con locali addensamenti ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 4 e 6 gradi, massime sui 18-19 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Amaro Montegrappa, alcol da cereali con erbe ed estratti naturali. Amaro Montegrappa, chiedilo al tuo bar.